Alberi caduti e strade allagate. Un violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri a Udine ha creato notevoli disagi, costringendo i vigili del fuoco a una quindicina di interventi, specie nella zona sud della città, tra Pradamano, Campoformido e Pozzuolo. In particolare a Pradamano si è allagato un sottopassaggio in cui è rimasta incastrata un'auto. Fortunatamente non c'era nessuno a bordo. Un forte temporale verificatosi stamani nel Veneto orientale ha causato rallentamenti e ritardi ad alcuni treni sulla linea da e per il Friuli Venezia Giulia tra Porto Gruaro e La Tisana. Probabilmente a causa di un fulmine si è verificato un guasto ai sistemi di distanziamento lungo la linea che hanno costretto i convogli a rallentare la velocità, accumulando ritardi intorno ai 15-20 minuti. Disagi anche su alcuni treni in partenza dalla stazione di Trieste. Ci spostiamo a Trieste. Divieto di indossare i pantaloni, di utilizzare il computer, di uscire senza la sua autorizzazione dopo che di recente la donna lo aveva abbandonato portando con sé i figli minorenni, continue minacce di morte come "ti taglio la gola", nonostante un decreto di allontanamento emesso dalla procura dei minori del capoluogo giuliano. Protagonista della vicenda è un cittadino turco, AH, le sue iniziali, di 36 anni, residente a Trieste, arrestato dalla polizia per i reati di minacce, maltrattamenti e ingiurie. Si è chiusa ieri sera ad Aris di Rivignano la Sagre de Bisate. Il maltempo purtroppo ha condizionato pesantemente l'evento. Parola ai protagonisti. Siamo alla fase finale di questa festa 2014, sta di fatto che Giove Pluvi è arrivato, però insomma, dai, tutto sommato la gente ha risposto. Sì, ha risposto, anche se stasera purtroppo ci ha rovinato un po' il tempo, il finale. Ecco. Senti, state già lavorando per il 2015? Ma stiamo pensando, abbiamo delle idee, vogliamo vedere se riusciamo a produrle dopo in loco. Senti, ma cosa vuol dire organizzare una manifestazione come la vostra? Ma iniziamo già da adesso a pensare per il futuro, per il prossimo anno, già qualche novità o cosa si può migliorare. Senti, ma riuscire a portarla in porto poi è difficile, no? Sì, perché adesso tutti sono entusiasti di lavorare, però dopo qualcuno magari si ritira oppure ci lascia a piedi e quindi dobbiamo rifare tutto da capo. Possiamo dire che quest'area festeggiamenti non si limita solo alla festa estiva, ma è aperta tutto l'anno, no? Sì, da maggio a settembre c'è sempre qualcosa qua nel parco festeggiamenti. C'è un campo sportivo, l'area è attrezzata. Sì, volendo c'è lo spogliatoio, il campo da calcio, c'è tutto il chiosco, il parcheggio, c'è tutto. L'importante è il tempo. Molti gelati questa Sagre? Che Sagre aqui que estão lá che non si è tirato qualche bidon, i temporai. Dopo dici che bisogna beviare, invece? No, accompagnata dal vino, dai. Comunque sì, è stato un anno un po' sfortunato per noi che si indrenti dall'organizzazione e quindi noi bisogna accettare che c'è il vino. Bisogna tirare solo le mani e si scominciava a prossimi anni. Ecco, sì, sperando, fare il triduo perché non svegliano le sorelle, perché chi è già 2-3 anni che non nos lascia in pace, no? Massimo militare. Comandi? Massimo militare. Sì, chi hanno tante. Grazie. Tue gemelle, qua vediamo cosa dicono. Contenta? Ci siamo trovate gemelle diverse, ci siamo trovate in Sagra. Parli friulano? Un po', ma Male o bene? mal, perché io sono veneta. Boh, ma ormai si è slargiata l'aghe, no? Sì, un inizio, sì, con tanto ploe si è slaggiata là. No dai, là è bene, si sente bene. Poteva la mia ora, no? Un inizio sì, però dai, non si lamenti, speriamo l'anno prossimo un po' migliore, dai. Senza pronto. Ecco, dai visto. Cina, adesso vedete com'è la situazione. Vedete, potete notare. Vedete, da bravo cronista di provincia a cui il voyeurismo non si addice, vedete com'è la situazione, stanno smontando. Allora, se lo dico in friulano è un po' dura, perché a varesi di idee, vedete che il voyeurismo, dopo in furlanza, come si dice? Pando qua vedo. Come sta andando? Stiamo rimediando. State rimediando? Come sta andando? Io non voglio finire
Eka? E cosa devo dire? Che abbiamo avuto la pioggia e niente fuochi, niente musica, ecco, anche quest'anno niente musica. Niente. Una Diceva benedizione. qualcuno la festa è già finita. Ah sì. Gli amici se ne vanno? Sì, sarebbe ora così chiudiamo e andiamo a dormire anche noi. Poi è lunedì, no? Ecco, esatto, domani andare a lavorare domani. Cá che netta la pignata, se vai. La sera è un po' stracca per dire la verità, sì, sì. È un inning, sì. di fine, no? Sì, e ora come sì, sì. Anche perché siamo stati un po' sfortunati col team che stanno. Purtroppo il team, sì, al farsi al volo. Funziona così. Sì, magari così no. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per mercoledì 30 luglio. Al mattino avremo ancora probabilmente cielo da nuvoloso a coperto con possibili rovesce temporali, localmente anche forti con piogge intense. Sulla costa soffierà vento da est moderato. Durante i temporali sarà possibile qualche colpo di vento forte. In serata probabile miglioramento. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.